È la legge di Merino, la Lana Merinos. Allora, benvenuti, buonanotte, nel senso che video tardissimo perché non c'erano altre notizie riguardanti, il Napoli. E bentornati sul canale. E grazie a tutti quelli che comunque cliccano per fiducia, per una chiacchiera, per sentire la mia voce e per commentare. Grazie mille. E vedi che poi quel video che avevo fatto da solo non era tanto inutile perché se ne parla e se ne continuerà a parlare. Fabian Ruiz, schierato a sorpresa al posto di Pedri, ci mette lo zampino. È un giocatore molto diverso da Pedri. Lasciano anche Rodri da solo, un po' come era col Manchester City, e lui va, si inserisce sempre. Ed è importante un centrocampista di inserimento per la Spagna, perché sennò se la passano tra di loro, a volte passano un po' troppo il pallone e chiudono poco. Fabian Ruiz, ma secondo me Lukaku. Va segnalato che insomma De Bruyne io lo metto in copertina. Che metto in copertina? Metto De Bruyne, metto Lukaku, che è entrato adesso nel finale, e Fabian, cioè insomma tutto il Napoli che posso immaginare, che secondo me, mamma mia, Unai Emery, Unai Simon, penso fallo perché la è carica sul portiere. Però nei commenti mi fate sapere che ne pensate di quel possibile rigore, perché Rodri in volo, è già in volo, è difficile togliere il braccio, però un po' di imprudenza. Molto spesso è stato detto però tu devi stare attento quando salti, se la palla corri il rischio. Non lo so, volendo pensare male, io mi diverto a dire che il Belgio si è permesso di eliminare l'America e quindi devono essere in qualche modo penalizzati. Però la Spagna è più forte e sotto questo punto di vista non c'è dubbio. La riprende il Belgio e subisce il primo gol del mondiale la Spagna, e là non va nel tabellino, però se avete visto tutta l'azione De Bruyne fa quel passaggio che ti spacca un po' la difesa di prima. Attenzione Cucurella, ti spacca un po' la difesa. Arrivano notifiche. Non va sottovalutata un'azione del genere, perché è chiaro, si vede che Kevin non è al massimo. Quando i ritmi poi aumentano è difficile, ed è una stagione dove lui ovviamente ha anche pochi minuti nelle gambe, potrebbe essere più fresco degli altri ma potrebbe essere anche meno allenato, quindi è tutto vero e anche il contrario è vero. Però l'ha fatto 2 o 3 volte. Nella prima occasione è finita, è passata la Spagna. Nella prima occasione mette Trossard in grado di fare quel cross, decadellare un altro gol. Questo è il discorso dell'Atalanta, con tutte le punte che ha l'Atalanta. Io nel frattempo mi sono dimenticato Raspadori, che forse era quello più indicato se Sarri vuole fare il falso 9, il 9 che viene intorno, ma ne parleremo. E no, arriva l'1-1, quindi la Spagna subisce un gol, però giocateci voi contro la Spagna in una squadra di Garcia. Onestamente non mi sembra giusto e carino prendersela con Kevin, prendersela con Lukaku, perché poi ci sono anche giocatori che insomma, dove li metti farebbero la differenza, come Doku. E però c'è sempre questo equivoco, lo gioca un po' a sinistra, lo gioca un po' a destra. Contro Sad sono 2 giocatori diversi ma che alla fine devono occupare la stessa zolla. Un po' sfortunati anche perché perdono il giocatore fondamentale a centrocampo, Tielemans, e lo perdono così, e poi perdono il portiere più forte al mondo, che è Courtois, che stava mantenendo in piedi la baracca, e purtroppo il gol di Merino arriva da una pellecchia, perché quella è una pellecchia. Molto male Milinkovic-Savic, molto male Meret, male Contini, male Ferrante, male Turi. Però anche, volendo essere onestissimi al 100%, anche Courtois ha fatto un po' di parate centrali. Capita, siamo agli sgoccioli di una competizione lunga, fa cover, insomma, adesso siamo veramente alle ultime battute, dove si devono autoeliminare anche in maniera organica.
le nazionali, insomma, che meno possono. Adesso ci è rimasta la Norvegia, che potrebbe fare qualcosa di straordinario e di inatteso. Ieri la Francia, Mbappé sta in forma, cioè anche quando sbaglia un rigore, poi prende e fa il gol, insomma. Ci sono squadre, ci sono giocatori che sembrano fare veramente un altro sport, un'altra categoria. E noi dobbiamo semplicemente augurare a Kevin che questa potrebbe essere l'ultima partita della sua nazionale. Non lo so, Lukaku, e ce lo stiamo chiedendo in tanti, credo che se lo stia chiedendo anche il Napoli, cosa fare con questi due vecchietti, cosa vuole Allegri. Ho letto una cosa, ma l'attendibilità è quella che è, che De Laurentiis se ne vorrebbe liberare, non li vuole più pagare questi qua che sono pesanti a livello di engagement, e Allegri dice no, Tirman, fammi vedere, forse mi servono, e dobbiamo capire. Purtroppo io ho sempre un dubbio che mi assale, visto che si insiste su Ceballos e visto che Ceballos è un esterno che togliamo gli infortuni, ok? Togliamo gli infortuni da mezzo, lo so, sono stato io il primo a dire dribbling, infortuni, dribbling. Va benissimo, ti vuoi prendere il rischio, sono pochi soldi, magari si infortuna ogni tanto, è una riserva, vabbè, ma in quale condizione tattica lo stai comprando? Perché quello è un esterno. O ci inventiamo gli esterni tipo Neres, tipo Alisson Santos, questi qua, li avviciniamo sotto punta e quindi continuiamo con un 3-4-2-1 che Allegri non ha mai fatto. Quindi se lui si mette a fare questa cosa qua, anche il discorso dei centrocampisti diventa un pochino più facile da gestire, perché te ne servono a quel punto 4 e non più 6, perché 3, 4 con 2 mediani, 2-1, e allora recuperi tutta una serie di giocatori dei sottopunta. Se invece giochi col 3-5-2 o col 3-5-1-1 alla Udinese, lì molti giocatori li perdi e li devi piazzare. Si continua a parlare, insomma, che Ceballos viene se esce Lang. Per me siamo lì, è solo una questione di sostituire uno che non ha avuto un grande impatto con Napoli, che però le potenzialità ce le ha, come Lang, le potenzialità ce l'ha anche Ceballos. Siamo lì, Ceballos è più fragile fisicamente, magari Lang è più integro, però se Lang non si riprende, fai questo discorso qua, è abbastanza facile. Però andate al mare. Io adesso non mi rivolgo a voi che mi state seguendo, che noi potete seguirmi anche dal mare. Mi sto rivolgendo, quando è bellino frate la miglia valle, non si può sapere, è bellissimo, che personaggio. A Kevin e a Lukaku, andate al mare, fatevi 2 o 3 settimane proprio alla grande, dove vi rilassate, non dovete guardare manco un tapirulan, vi schiattate sotto all'ombrellone e vi rilassate, non vi fate male, non sudate, e quando poi si parte per Di Maro, che si presenta Allegri, ci faremo 2 domande e ci dovranno dare delle risposte, perché altrimenti non sappiamo nemmeno se delle idee di mercato che il Napoli non riesce a chiudere sono delle beffe effettivamente, oppure no, effettivamente non ci servivano questi giocatori perché giocheremo un altro calcio. Questo è il dubbio che io vorrei risolvere, almeno a livello di filosofia calcistica. Poi abbiamo tutto il diritto di essere preoccupati per la lentezza, del fatto che dobbiamo per forza vendere prima di comprare, oppure di essere fiduciosi che la squadra c'era, e se non si fanno male tutti quanti in un reparto contemporaneamente, si può anche resistere alla stagione, si può fare, devi solo sfortire e metterli in campo in un certo modo, perché poi sarà il metterli in campo in un certo modo, perché Garcia, io l'ho difeso quando era al Napoli, ma si vedono dei limiti, onestamente, proprio di gioco, di attitudine. Poi con la Spagna possono perdere tutte, non devi essere Guardiola, però questo è. Da New York, Valerio Fluido è tutto, va avanti Fabian Ruiz, fa piacere comunque per un ex Napoli che va avanti al Mondiale, vadano in vacanza gli altri 2, voi state tuned perché arriveranno giorni migliori, non vi preoccupate, arriveranno giorni in cui venderemo tutti contemporaneamente e si sbloccherà tutto il mercato e andremo alla grande.
Ma perché state preoccupati? Non urlate, non vi preoccupate.